Sì, stranamente abbiamo iniziato la gara molto bene. Devo dire che comunque loro un po' così ad aspettarci, ma siamo usciti molto bene fuori nell'arco degli ultimi metri. Abbiamo impostato bene, però ecco, come la legge del calcio va in vantaggio, poi alla fine hanno capovolto insomma, il risultato. Ma noi secondo me stavamo giocando molto meglio. Abbiamo affrontato una squadra in forma, veniva da 13 vittorie consecutive. Siamo orgogliosi di aver fermato la loro camminata, ma anche perché comunque alla Pisana servivano punti. Meglio non accoglierne uno che zero contro una squadra come la loro, velocissima, quadrata. Devo fargli anche i complimenti perché a parte che sono amici ma hanno fatto una gran gara. Sì, comunque devo dire che giocando a tre di dietro è tutta un'altra storia. Comunque quando c'hai ecco, le presenze al top che vengono tutti esce fuori sempre un'altra partita. Il problema è proprio quello penso di tutta la Lega, quando c'hai la squadra al completo insomma te la puoi giocare anche con tutti. E sì, devo dire che a livello difensivo siamo stati attentissimi. Peppe De Bernardo è stato poco impegnato, ma parliamo di un portiere ormai uno dei numeri uno da tanti anni a sta parte nella Lega, quindi niente, sono soddisfatto a livello difensivo, voglio fare i complimenti a tutti quanti, anche guarda non lo faccio mai, ma anche a livello arbitrale non mi pare che sia stata proprio una cosa scandalosa. Stasera è stata una bella serata. Complimenti e in bocca al lupo al Anche presidente a della voi. squadra.